Buongiorno Renzo, come stai? Ciao professor Maggi, oggi siamo Oggi in compagnia di Luca ospite. Toschi anche. Buongiorno Luca. Buongiorno. Ormai Luca fa parte dello staff. Sì, poi Luca a Luca piace. Siamo al Corno. Buongiorno a tutti, siamo al Corno. Ma perché c'è Luca qua? Perché Luca è un conoscitore profondissimo di musica. Verissimo. E noi, verissimo. siccome siamo sempre sul pezzo, oggi sul pezzo. parliamo di Sanremo. Cioè, potevamo esimerci noi di parlare di Sanremo. Noi parliamo della qualsiasi e sulla qualsiasi non sappiamo niente. No, signor Maggi, lei ha ragione. Abbiamo anche scoperto che Luca Toschi da giovane suonava il basso. E abbiamo anche detto che i bassisti sono marce rare, eccetera, eccetera. Quindi, se avete bisogno, voi che state suonando in giro per il mondo, di un bassista, sappiate che Luca Toschi, come dicono a Napoli, ha esposizioni. Allora, noi che siamo agi. Ma lei perché ce lo ricorda? No, perché poi professor Maggi. Sembrava che è vero. Ci fosse un ritorno degli anzianotti, Massimo Ranieri, ultimi, penultimi, terzultimi. Allora arriva ultimo, penultimo. No, comunque bassa classifica. E invece ne parlavamo fuori onda prima, un sacco di sorprese. Sì. Non ultima che... Però signor Maggi, dica la verità che noi abbiamo anche scoperto perché. Sì, tu hai fatto un'analisi come sempre accurata, eccetera, eccetera. Troppo buono, troppo buono. Perché ha detto fondamentalmente noi che siamo anziani abbiamo il braccino corto, non ci spendiamo 50 centesimi per votare, e invece i giovani li spendono. E anche quest'ultima è una captatio benevolenza del professor Maggi, però che ci tratta come fossimo. In realtà non è vero che non è vero che non vogliamo spendere 50 centesimi, è che ne siamo bravi come i ragazzi, allora mentre gli altri si ingruppemo, ecco la... C'è la cosa che... Escluso Luca. Io vedo la nuova generazione, quello che veramente mi disturba, che quando parli loro prendono gli appunti scrivendo così. Sì. E io invece ho il mio indice. Noi siamo monodito. Mentre Luca non va bene ridere. Mentre i ragazzi sono bidita. No, non sta bene ridere. Luca. Sono bidita, mentre noi siamo monodita. Allora, noi che siamo monodito, bidita. In questo caso siamo veramente come nella sigla, quelli dei Muppet, due vecchi sopra le cose. Sì. Chiediamo a Luca se è soddisfatto di Sanremo. Giusto, professor Maggi. Allora, ci dica Luca, lei è contento del risultato di Sanremo? Allora, io sono stato contento della kermesse in generale perché comunque le canzoni avevano un livello medio, secondo me, veramente buono. Non c'erano canzoni magari da buttare totalmente come magari in altri anni, insomma. Il livello era veramente alto. I giovani hanno performato benissimo, insomma, alcuni che seguo con piacere hanno fatto un ottimo risultato, e poi c'è stata questa sorpresa, Lucio Corsi, che sebbene non conoscessi, grazie alla vetrina di Sanremo ha raggiunto le luci della ribalta. Sai che secondo me è stato il vincitore in assoluto del Festival di Sanremo, la conferma, Marta Donà, che ricordiamo è di origine polesane, tra l'altro il papà nato a Portotolle, viveva a Portoviro, sai perché? La storia di Marta Donà. No. Marta Donà è nipote di Celentano. Di Adriano Celentano. Celentano aveva una casa ad Albarella, il papà di Marta, la sua famiglia aveva un negozio di mobili ad Albarella, e lei è la figlia della sorella di Claudia Moni. Senti che intreccio che ti ho spiegato oggi. Ma io però devo riconoscere che come sempre ti stupisco con effetti speciali. Sì, ma il professor Maggi è polesano centrico, basso polesano centrico, anche su questo, cioè sì. Sa di quelle cose. Poi ti ho spiegato anche la genesi dell'amore, ma proprio non solo a me, a tutto il mondo, a Urbi e Torbi. E comunque Marta Donà ha dimostrato di essere una grandissima talent scout. Che miseria. Ricordiamo, lei ha vinto Maneskin, 4 su 5. Maneskin, la cantante che l'anno scorso, come si chiama? Angelina Mango, questo di oggi Olli, e poi ce n'era un'altra, e Mengoni. Quindi c'ha un palmarès di artisti che il mondo ci invidia. Tra l'altro i Maneskin hanno fatto un successo nel mondo, bravi, e brava lei. Beh, devo essere sincero,
cosa che mi sforzo di essere praticamente sempre. Quasi sempre. Quasi sempre. Praticamente, ma sai. Non dimentichiamo che sei un politico. Sì, chissà perché il politico, secondo il professor Maggi, uno che fa politica, è lei busiaro a prescindere. Comunque, ho bisogno di credere che un tanto al metro, è vero? E tu cosa ne pensi? Che qualche volta è vero, ma riguarda gli altri. Esclusi i presenti. Esclusi i presenti. Devo essere sincero, la sera, non delle cover, ma quando hanno fatto fare lo special guest al nostro, che tra l'altro ha una storia polesana perché è nipote di un grande polesano, il capo dei Maneskin, il cantante dei Maneskin, Damiano Davide. Damiano, quando ha cantato la canzone di Lucio Dalla, mi pare, sì, ha cantato, devo essere sincero, la conoscevo pochissimo, ma è stato, mi devo togliere, io quando non uso mai il cappello, mi devo togliere il cappello perché è stato straordinario. È nato, si è rivelato un grande cantante, un grande interprete. Perché per esempio Mina era una grandissima interprete delle canzoni che scrivevano per lei. E Damiano ha dimostrato di avere questa caratura, perché quella sera ha incantato, tanto io guardavo mia moglie e dicevo: ma chi è questa canzone qua? E mi dice: guarda che è di altri e non è dei Maneskin. Ecco, a Luca chiedo però, Fedez ti ha stupito? Perché Fedez è stato veramente, secondo me, uno che ha sconvolto il nostro comune pensare. Fedez è arrivato con un peso non da poco, legato insomma alle vicende familiari, insomma, su tutti i giornali, non per meriti artistici negli ultimi tempi. Mi piace questa definizione, non per meriti artistici. E è riuscito con una canzone anche dal significato molto profondo, se la si vuole leggere, cioè parla veramente di una difficoltà anche un disagio, sua personale non da poco, ad ottenere un ottimo risultato, perché comunque lui ha sempre avuto questa propensione al tormentone eccetera, e ci siamo anche un po' riscoperti in questa nuova versione, insomma un po' più intima del suo, e devo dire che togliendosi più di qualche sassolino dalla scarpa ha fatto un quarto posto, veramente, ha fatto quarto, no? Veramente incredibile. Senta, professor Maggi, lei ormai ha debordato ed esondato su tutto come basso polesine. Sì. Perché Damiano dei Maneskin... Sì, di che origine era polesano? No, il papà, il nonno... Era di? Il nonno era di Rovigo, è stato il presidente della Camera di Commercio, questo non lo sapevo, Archimede Zambon, detto Lauro. Questo Il Lauro nasce da lì, è una storia polesana. Ah no, Achille Lauro, no, dicevi Davide di Maneskin. Achille Lauro. Ecco, no, perché appunto comunque non possiamo esagerare in polesine. Siamo i numeri uno, ma mi sono, come posso dire la verità? Mi sono innamorato di te, una canzone. No, mi sono innamorato di te, è una canzone di non mi ricordo quale gruppo. Però Tenco, però avevo qualcos'altro da fare, diceva. Il basso polesine è eccentrico, perché il capo del gruppo dei Maneskin ha avuto un'avventura ad Albarella. È vero, con la moglie di quindi tutto ruotava, tutto attorno. Siamo diventati una provincia di gossips. Allora, secondo me pensare male si fa peccato. Ma qualche volta si indovina. Allora, e quello chiedo a Luca e anche a te. Ma non è che Fedez sia un grande paraculo? Perché poi... cioè, primo sembrava che fosse lui la somma di tutti i mali. Poi dopo ha girato la polenta, sembra che la somma di tutti i mali sia lei. Poi dopo si confida con Corona, c'è già uno che si confida con Corona e lo fa in buona fede, o un fesso o un furbissimo. E siccome ha dimostrato di non essere un fesso, è furbissimo. Poi dopo arriva
un sacco di polemiche sulla canzone Bella Stronza, che si capiva chiaramente che era dedicata a sua moglie, poi dopo invece non era dedicata a sua moglie, era dedicata alla sua amante. Ma no! Quindi, Bella Stronza non era dedicata alla sua ex moglie, ma no! È per me quindi Fedez è dal punto di vista mediatico un top, un numero uno. Tu cosa ne pensi, Luca? Lui ha fatto, non è solo un cantante, è anche strettamente collegato alla televisione e allo spettacolo, e quindi ha una cura, un'attenzione per la sua immagine diversa magari rispetto a quella che poteva essere il concetto di cantautore di 30-40 anni fa. E ormai l'artista è anche, insomma, un esempio dal punto di vista giovanile, eccetera. Tutti lo guardano, tutti sanno anche probabilmente dov'era ieri, dov'era l'altro ieri, tramite questi post, tramite i social. Quindi questa sua cura anche di comunicazione, secondo me, risalta un po', quello sicuramente. Allora, Renzo, no, ci siamo allungati, no? Anche mi è antipaticissimo, per cui non parliamo di cose. Però ci siamo allungati anche su un campo che sembra, noi siamo multitasking, cioè, anche su Sanremo possiamo dire la nostra. Se volete possiamo parlarvi della storia della Camera di Commercio. Tanto sappiamo tanto uguali. Ci fermiamo. Allora, alla prossima, grazie Luca, il nostro guest star. Grazie Renzo. Arrivederci. Comunque con Luca noi facciamo veramente la figura dei due dei Muppet Show. Muppet Show? Certo. Sì, Luca. Ma senta, professor Maggi, l'importante, ne parlino bene, ne parlino male, l'importante è esserci. Bravo. Esserci. Ciao, grazie.